Non si riesce a fare un filtro veramente efficace a livello di medicina del territorio. È necessario aggregare in strutture polivalenti più medici di base, con infermiere e segreteria, con l'introduzione dell'intelligenza artificiale e la possibilità di eseguire diagnostica di base come ecografie, radiografie, esami del sangue, elettrocardiogramma, eccetera, eccetera. E poi un collegamento telematico proprio con gli specialisti ospedalieri. Per i cittadini è un problema enorme. È vero, manca una messa in rete e questo la Regione lo dovremo sicuramente fare, ma soprattutto mancano circa 3.500 medici ospedalieri, mancano circa 500 medici di famiglia. Quindi abbiamo una carenza di presa in carico da parte dei cittadini molto notevole. Cosa succede? Succede che si va al pronto soccorso, ad esempio, dove abbiamo 2.600.000 accessi in Veneto, di cui il 60% sono codici bianchi. Questo significa che una buona parte potrebbe essere presa in carico dal territorio e non viene fatto.